Riparte l'anno pastorale con l'impronta del convegno diocesano. Il Vescovo ha sottolineato l'importanza di proseguire il cammino intrapreso in modo comunitario e fraterno. La fede non va difesa ma annunciata, la sfida lanciata in diocesi dalla biblista Rosanna Virgili. L'impegno imprescindibile è leggere e meditare la parola per poterla testimoniare. Lavori imprevisti per i restauri della cattedrale di Chiavari, necessari altri 38.000 euro per la messa in sicurezza del cupolino. Lunedì e martedì basilica chiusa per l'installazione dei ponteggi. 100 candeline per il Sestri Levante Calcio, bimari in festa per il secolo di vita della società sportiva. Ha scoperto una targa nella baia di Portobello dove la squadra nacque il 27 settembre 1919. Buongiorno a tutti, ben arrivati a questa nuova edizione di Tigullio Oggi, che riapre con il convegno diocesano che si è celebrato ieri a San Salvatore di Cogorno. La Chiesa di Chiavari si è riunita a una partecipazione significativa per ascoltare la proposta che trae spunto dal Vangelo di Matteo e declinarlo nel nostro tempo. Il Vescovo, in apertura dei lavori, ha sottolineato l'importanza di questo momento comunitario, invitando poi a tenere sempre presenti le linee pastorali frutto del lavoro sinodale. Sentiamo. Per la Chiesa particolare di Chiavari il convegno diocesano è un momento di ripartenza comunitario nel segno della continuità con il cammino intrapreso e con lo sguardo rivolto ad un nuovo anno pastorale. Ai lavori, ospitati nella palestra del villaggio del ragazzo di San Salvatore, hanno contribuito numerosi partecipanti. Quest'anno la preghiera è stata introdotta dal coro diocesano, quindi l'intervento del Vescovo Alberto Tanasini, che ha spiegato il significato di questo momento. Cominciarlo insieme vuol dire esprimere la comunione, l'unità che ci lega, sapere che tutti camminiamo in una direzione e vogliamo così poi continuare il nostro percorso nelle nostre comunità parrocchiali o di gruppo, di movimenti, di associazioni. Le linee pastorali per il nuovo anno prendono spunto dal Vangelo di Matteo e saranno declinate nei vari ambiti secondo le necessità e i progetti portati avanti da ogni singola comunità. La scelta intrapresa dalla diocesi è quella di ritornare alla parola di Dio attraverso un percorso di formazione. La parola di Dio è viva, il Vangelo parla a noi oggi, continua a parlare a noi oggi. È per questo che ci consente di guardare alla nostra vita quotidiana, a leggere il nostro tempo. Noi vogliamo imparare a leggere il nostro tempo nella luce della parola di Dio. La proposta della biblista Rosanna Virgili ha preso spunto da 5 parole: la roccia, il sale, il prossimo, la cura, la felicità, alle quali sono state collegate 5 azioni concrete che toccano diversi ambiti: etico, politico, evangelico, sociale ed umano. Il tutto in continuità con il lavoro sinodale svolto in diocesi, sfociati in alcune linee guida alle quali si sta dando attuazione. Questo rinnovato impegno a attuare il nostro cammino diocesano, quello delle linee pastorali, non dimentichiamolo. La riflessione al convegno diocesano 2019 è stata proposta dalla biblista Rosanna Virgili. La sottolineatura conclusiva ha riguardato la necessità di riprendere in mano, meditare e riflettere la parola per poi poterla testimoniare. La fede non va difesa ma va annunciata. Cosa intendeva? Intendevo questo proprio, che la fede non è qualcosa di cristallizzato, no? Che sta dentro, che si può mettere dentro a una teca, insomma, un luogo riparato, come se fosse un essere non vivente. La fede è vita, è continua ricerca, è continuo dono ed è fatta di dialogo, di incontro, di intreccio, di risposta alla storia in cui il cristiano vive ogni anno e ogni periodo, diciamo, della storia dell'umanità. Lei ha lanciato un'altra sfida, quella di passare del tempo a meditare la parola, a rifletterla per poterla testimoniare. Ha detto che il cristianesimo oggi non può più vivere di rendita. In questo ci sta tutto, anche la formazione dei laici,
e così via. È una bella sfida però. È una bella sfida, però credo che sia tra quelle cose che siano assolutamente non opzionali. Cioè davvero il cristianesimo addirittura proprio rischia di non avere più eredi, nel senso che chi no, dirà la sua parola se non la conosce, e quindi assolutamente bisogna fare delle scelte, prendere delle decisioni e sapere che davvero la parola è vita. Secondo lei, Matteo, che cosa direbbe oggi al cristiano che è in politica e fa politica? Oggi è una situazione particolare, ma la roccia del Vangelo a volte sembra perdersi un po' in tanti discorsi. Assolutamente. Allora, Matteo direbbe, prima di tutto, appunto, richiamerebbe alla lealtà nei confronti del popolo che essi rappresentano, i nostri politici, e fedeltà, giustizia e misericordia penso che debbano essere proprio ciò che ispira, diciamo, debba ispirare i nostri politici. La giustizia è che tutti possano avere la dignità di essere cittadini, esseri umani, padri e madri e felici anche, perché anche la felicità, no, è uno scopo naturalmente della buona politica. A causa di lavori, la cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari rimarrà chiusa 2 giorni, lunedì e martedì prossimi, per l'installazione di nuovi ponteggi. Le celebrazioni liturgiche e le confessioni si svolgeranno negli orari consueti nella vicina cappella del seminario. L'intervento è necessario perché durante i restauri si sono riscontrati problemi strutturali al cupolino. Necessari per l'intervento altri 38.000 euro che però oggi mancano all'appello. Intervenendo sulla cupola ci siamo accorti, andando su in cima, che il cupolino aveva dei problemi di rimessa in atto, diciamo, che se non si interviene continua l'acqua a entrare e quindi a rovinare e gli affreschi e creare problemi di carattere, diciamo, edile. Questo è un intervento non preventivato, non previsto, e comporterà un'ulteriore spesa per la cattedrale. Certamente è un'ulteriore spesa alla quale noi ad ora possiamo parzialmente rispondere con soldi che sono stati raccolti in questo tempo, non molti per la verità, e soldi che mancheranno, quindi ci andranno a indebitare. I soldi che mancheranno si aggirano intorno ai 38.000 euro e quindi faremo dei debiti. Quale sarà adesso il percorso per la conclusione di questi lavori di restauro? Allora, io presumo che tra metà ottobre e fine ottobre dovrebbero essere conclusi i lavori della cupola. Manca tutto il resto perché per tutto il resto, come dicevo prima, non abbiamo fondi. Dunque, cosa succederà? Succederà che se non c'è qualche intervento della provvidenza, i lavori saranno smontati per la fine del mese, perché per mantenere i ponteggi in attività dovremo spendere 7.000 euro al mese senza sapere quando si potrà intervenire e senza sapere se ci saranno i soldi per intervenire. Quindi ci si ferma al primo lotto dei 6 previsti, poi si vedrà che cosa succederà poi nel futuro. Vedremo. Io sono molto contento di essere riuscito a intervenire in questa parte. Sono anche molto libero, nel senso, ci sono i soldi, qualcuno interviene, il Signore ha previsioni diverse dalle mie, faccia Lui. Io sono assolutamente tranquillo. Vediamo alcuni appuntamenti nell'agenda del Vescovo. Oggi pomeriggio alle 15 Monsignor Alberto Tanasini accompagnerà all'ingresso nella parrocchia di Certenoli a San Colombano il nuovo parroco Don Salvatore Bizimana. Don Salvatore lascia le comunità parrocchiali di Santa Margherita Ligure e di fatto assume la guida delle comunità di Aveggio, Certenoli, Romaggi e di Canevale e Coreglia Ligure. Moneglia invece ospiterà domani il 22esimo raduno diocesano delle confraternite. L'appuntamento
l'appuntamento è alle ore 9 sul sagrato della chiesa di Santa Croce. Alle 10 la messa celebrata dal vescovo, seguirà la processione lungo le vie della città. Sarà un'occasione di ritrovo per giovani confraternite della regione ecclesiastica ligure. E in occasione della giornata mondiale delle migrazioni, domani pomeriggio alle 17:30 nella parrocchia di San Giacomo di Rupinaro a Chiavari, il vescovo presiederà la Santa Messa per tutte le comunità straniere presenti nella nostra diocesi. Si rinnova il legame tra la Val di Taro e il Tigullio dopo la giornata di studi che si è svolta alcune settimane fa a Bedonia. Questa volta è stata la Società Economica di Chiavari ad ospitare un convegno durante il quale sono stati messi al centro gli antichi rapporti economici e sociali tra gli opposti versanti dell'Appennino. Tra i relatori hanno portato il loro contributo Angelo Ghiretti, che ha parlato di archeologia del territorio tra la Val di Taro e la Lunigiana, il professor Corrado Trufelli, quest'ultimo ha affrontato il tema dello Stato Landi e i suoi rapporti con il versante ligure. Ha un'iniziativa che ha visto il supporto organizzativo del Centro Culturale dell'Ascito Cuneo con il patrocinio dei comuni di Chiavari e di Bedonia. Sarà visitabile oggi e domani dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20 nel rinnovato giardino parrocchiale la mostra fotografica Angoli e volti di San Michele di Pagana che il gruppo rapallese Dietro a un vetro ha organizzato in occasione della festa patronale di San Michele Arcangelo. L'esposizione presenta scatti che colgono il borgo di San Michele di Pagana in tutte le sfaccettature, dalle case colorate affacciate sul mare a tramonti mozzafiati sulle baie di Trelo, Prelo, Pomaro e passando per i ritratti di chi vive e frequenta questa perla del Tigullio. E ora apriamo la pagina sportiva per la grande festa a Sestri Levante per la squadra dei Corsari che ha celebrato il suo 100° compleanno. Tanti tifosi e giocatori delle diverse formazioni che hanno sfilato in città accompagnati dalla banda cittadina. Nella baia di Portobello scoperto una targa dove la società venne fondata il 27 settembre del 1919. È stata ed è una e spero sarà una bellissima esperienza di sacrificio perché mantenere una società come quella del Sestri non è facile e noi facciamo del nostro meglio con l'umiltà che ci ha sempre contraddistinti. Non possiamo fare voli pindarici, però cerchiamo, difatti abbiamo insistito molto nel settore giovanile perché quando siamo entrati era stato abbastanza defenestrato, in grande difficoltà, mentre invece ora si rivede l'entusiasmo e la nostra linfa di vita sono loro. Cosa diciamo in questa giornata? Cosa vuol dire? Di andare sempre avanti così, sempre cercando di migliorarsi e di fare delle belle cose per l'avvenire. Sicuramente vi potete prendere un impegno, il massimo, la massima volontà, sempre al massimo dare in campo. Sì, sicuramente c'è grandissima aspettativa dopo lo scorso anno, che le cose purtroppo sappiamo tutti come sono andate. Noi ci alleniamo tutti i giorni per raggiungere il nostro obiettivo domenicale, poi solo il tempo dirà dove riusciremo ad arrivare, noi ce la metteremo tutta per regalare delle grandi emozioni come questa sera ai nostri tifosi e alla gente di Sestri Levante. Potete promettere grande impegno? Quello sicuramente, quello non mancherà, il grande impegno e grande onore alla maglia. In bocca al lupo a tutta la squadra, a tutto lo spogliatoio, un saluto da tutta anche noi, la nostra redazione. Viva il lupo, grazie mille. E alla festa dei 100 anni del Sestri Levante Calcio sarà dedicata la puntata di Si può dare di più in onda martedì prossimo a partire dalle ore 21:10 su Telepace 1 al canale 15. Per la Serie B questa settimana si gioca di domenica. Dopo la sconfitta casalinga nel turno infrasettimanale contro il Venezia, la Virtus Entella è impegnata in trasferta a Benevento contro i padroni di casa, secondi ad un punto di distanza dalla vetta. I biancocelesti sono chiamati alla vittoria e al sorpasso. Fischio d'inizio domani alle 15. Sentiamo le dichiarazioni nel prepartita del mister Boscaglia.
Benevento, nuova tappa al termine della settimana nella quale sono state spese naturalmente tante energie. Che partita si aspetta? Come sta la squadra? No, la squadra ha recuperato rispetto a una partita dura, tosta, difficile contro una squadra forte che sta facendo benissimo, come era normale che fosse. E quindi niente, dobbiamo andare lì sapendo che dobbiamo fare una grande partita, che dobbiamo limitarli e dobbiamo essere bravi a lavorare quando abbiamo la palla, perché comunque, ripeto, è una squadra che sa attaccare bene, che sa difendere bene. Abbiamo bisogno della migliore entella per portare a casa dei punti. A proposito di questo, con che spirito, con che atteggiamento si affronta una compagine che in queste prime giornate ha dimostrato di avere pochi punti deboli, subisce poche reti e segna con continuità? Nel migliore dei modi, cioè, lo spirito è quello giusto, perché incontri una squadra forte, perché sai che ti giochi una bella chance per metterti anche in vetrina, quindi i giocatori sanno che hanno questa grande possibilità. Noi abbiamo le nostre armi, con le nostre armi dobbiamo andarcela a giocare tranquillamente e serenamente. Sappiamo che naturalmente non dico che non abbiamo nulla da perdere, perché comunque c'è sempre una partita che puoi perdere, ma dobbiamo giocare con serenità e con tranquillità. Abbiamo anche una classifica che ci può permettere di lavorare in un certo modo, anche se ogni partita è comunque una partita dove puoi tirare fuori belle prestazioni e soprattutto punti, ed è quello che noi vogliamo fare sicuramente a Benevento. Andiamo lì con grandissime aspettative comunque. Serve anche un po' di sana incoscienza per queste partite, mister? Serve sempre, non solo in queste partite, la sana incoscienza serve sempre. Il calcio è un gioco così situazionale, io lo chiamo irrazionale, che l'incoscienza fa parte di quelle componenti importanti per fare grandi partite. E quindi sicuramente sì, naturalmente ci vuole equilibrio, ci vuole organizzazione e ripeto, l'irrazionalità e l'incoscienza deve far parte integrante di una partita che ti deve andare a giocare. Ora la linea alla rassegna stampa, poi ci ritroviamo con tutti gli ultimi aggiornamenti. Avvenire in primo piano, verde integrale, la mobilitazione di fronte al mutamento climatico. A Venezia l'allarme per la crescita dei mari nelle nostre piazze. In tutto il mondo i ragazzi in marcia per il pianeta. Greta ad Avvenire, li ho visti all'ONU, i leader non ammettono il fallimento. L'intervista alla 16enne attivista che ieri ha guidato le manifestazioni a Montreal in Canada. I politici non ammettono il fallimento sul clima. Per noi è una minaccia diretta, ha detto ad Avvenire la giovane, i più vecchi saranno già morti quando le conseguenze peggiori di questa crisi si faranno sentire. Queste le sue parole. E poi sempre da Avvenire la pubblicazione del rapporto sull'immigrazione che come sempre precede la giornata per il migrante ed il rifugiato. Vedere l'Italia, quasi tutti regolari, sempre più integrati, per il 70% giunti con visto turistico, non con barconi. Il rapporto Caritas Migrantes smonta le fake news diffuse per dubbie operazioni di ipertensione sociale. Sempre da Avvenire le parole del Premier Conte dopo la sentenza sul suicidio assistito. Conte, non c'è diritto a morire. Il Premier interviene sul suicidio assistito e si appella al Parlamento riconosca l'obiezione di coscienza. E ci sono le parole di Don Massimo Angelelli, responsabile della pastorale della salute per la Conferenza Episcopale Italiana. Per una scelta autodeterminata si debbono avere delle opzioni. Se mi mancano le cure, l'assistenza domiciliare, un sostegno familiare e i caregiver devono rinunciare al lavoro per assistermi, la mia libertà di scelta è compromessa. Questa è la sua dichiarazione. Andiamo sul secolo XIX, l'apertura, la terra siamo noi, la manifestazione per il clima che ha inondato anche Genova. La fotonotizia ci porta appunto nel cuore del centro storico genovese, e poi la ripresa anche sulle pagine del Levante. Bisogna salvare il nostro pianeta, ora i potenti si diano da fare, le parole dei giovani del Levante che hanno partecipato alla manifestazione genovese, portando anche uno striscione con la richiesta di istituzione del Parco Nazionale di Portofino. E poi sempre dalle pagine del secolo XIX l'ambasciatrice di Finlandia e i concerti dedicati a Sibelius che uniscono idealmente Santa Margherita, Camogli e Chiavari. Sempre dalle pagine del secolo l'avvio dei lavori alle gallerie di Sant'Anna, quasi 8 mesi di lavori. L'ANAS ha predisposto il consolidamento del tunnel, si comincia lunedì, un intervento importante per la sicurezza.
Ricordiamo un appuntamento per questa sera, Quem Cheritis, chi cercate, è il titolo dello spettacolo che sarà portato in scena dalla compagnia Poetar Cantando questa sera alle 20:45 al Teatro Caritas di via Marana a Chiavari. Ora la linea in redazione per tutte le altre notizie, per noi Andrea Capitani. Grazie Cristina, buongiorno a tutti. Andiamo a Seste Levante perché ci sono dei disagi da questa mattina, dalle prime ore di questa mattina arriva a Trigoso in località Barattieri tra la via Aurelia e via del Petronio, dove si è verificato un guasto ad una tubatura dell'acqua. Manca acqua nelle case della frazione di Trigoso e nella parte alta di via Gramsci. Per emergenza è stata posizionata un'autobotte nei pressi dell'entrata dell'Arinox. In tarda mattinata è stato individuato il punto in cui si è verificata la rottura del tubo ed è iniziato lo scavo per la sua sostituzione, operazione che dovrebbe completarsi entro il tardo pomeriggio secondo il sindaco Valentina Ghio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari, la polizia municipale e i tecnici di SAP, il gestore dell'acquedotto. Disagi in zona anche per la viabilità che resta chiusa, è prevedibile a fine giornata e fino a lunedì l'apertura a senso unico alternato regolato da semaforo lungo la via Aurelia, l'apertura del sottopasso ma non la svolta in via Paggi proveniente da Trigoso. Gli autobus da e per Riva Trigoso, fa sapere ATP, transitano in via Pace nel Mondo. E c'è un aggiornamento che arriva anche da Seste Levante sui lavori di messa in sicurezza delle gallerie di Sant'Anna. ANAS ha comunicato al comune di Seste Levante e al sindaco che non inizieranno lunedì, già da questo lunedì come comunicato nella giornata di ieri, ma dalla settimana successiva. Nei prossimi giorni verrà indicata la data prevista per l'attivazione del senso unico alternato e l'inizio effettivo dei lavori che, ricordiamo, dovrebbero durare fino alla fine di maggio del prossimo anno. È tutta della linea. Grazie. In chiusura ricordiamo le iniziative che ha in programma UNICEF in occasione dei 30 anni dalla firma della Convenzione sui diritti dell'infanzia. Vediamo la notizia pubblicata anche sul nostro sito teleradiopace.com. UNICEF della Liguria invita tutte le scuole della regione a dar vita alle Olimpiadi dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza per creare una Liguria amica dei bambini. La proposta è quella di attivare percorsi educativi e didattici finalizzati alla conoscenza, all'attuazione e alla presa di coscienza della Convenzione. I giovani inoltre dovranno far firmare una dichiarazione di impegno ai sindaci di 234 comuni. Il 29 novembre i consigli comunali dei ragazzi e le rappresentanze dei giovani consegneranno queste dichiarazioni firmate al presidente dell'Assemblea legislativa della Liguria, Alessandro Piana. Con questa notizia si chiude questa edizione di Tigullio Oggi. L'informazione ritorna questa sera alle 19:15, 20:30, 22:45 su Telepace 1 al canale 15, ma prosegue sul canale All News di Telepace al numero 187. Grazie a tutti dell'attenzione, buon proseguimento di giornata e buona domenica.